Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati dell'11 marzo e cosa ricevono questi nati nel momento della loro nascita dai doni appunto della Luna che attraversando determinate costellazioni emana su questi nati influssi molto precisi che adesso andiamo ad approfondire, ma prima di tutto vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Allora, questi nati hanno il dominio mensile di Ariete, dunque hanno l'influsso di Marte molto forte che li rende battaglieri, li rende coraggiosi, intraprendenti, a volte un po' irresponsabili perché potrebbero anche lanciarsi in intraprese non necessariamente fortunate o accurate o accorte, e dunque attenzione, bene non seguire l'impulso del momento o qualche sfida, cosa che vi piace sempre molto, ma valutare bene gli influssi in gioco. Devo dire che per questi nati, che non hanno soltanto la costellazione Ariete dalla loro parte, ovviamente col contributo di Marte, questi nati hanno una stella a capo Toro e la seconda costellazione, che è la costellazione di opposizione Vergine, dunque sono sicuramente rispetto ad altre nascite di questo mese più savi, più attenti, più accorti, più previdenti, anche perché hanno sempre un po' il timore che qualcosa possa non funzionare al meglio e dunque nonostante siano molto intraprendenti hanno anche una forte determinazione, una forte volontà e un certo istinto di preservazione. Dunque eh, questo li spingerà a non fare passi troppo azzardati a livello economico, è possibile comunque che daranno il via a nuove iniziative, a nuovi commerci, a nuove attività, però saranno sempre molto sicuri o comunque il più sicuro possibile prima di dare appunto questi avvii, prima di cominciare. Allora, cos'altro possiamo dire di questi nati? La fortuna media, il fisico fortissimo, dunque sono sicuramente molto resistenti, ma questo è qualcosa che l'elemento terra dona e loro hanno appunto sia la prima costellazione sia la seconda costellazione di terra, dunque la forza a loro non manca, la resistenza sicuramente è una loro prerogativa e caratteristica, perciò sia in ambito di aspetto fisico, di forza fisica, ma anche proprio di resistenza in tutti i sensi, a 360 gradi. Sono favoriti nelle carriere artistiche, ricordiamo che il toro comunque ha alle spalle Venere, Venere è anche arte, bellezza, certo si esprime in modo più amplificato attraverso la costellazione Bilancia rispetto alla costellazione Toro, ma anche Toro ha quel guizzo per la musica, per l'arte, per la poesia. Pertanto non è escluso che questi nati possano manifestare delle tendenze artistiche e magari anche una volontà di diventare artisti come realizzazione professionale e sociale. Altro da dire che a livello di date ed età segnaliamo che ad anni 5, dove abbiamo una brutta posizione nel loro quadrato di nascita, potrebbero o subire tagli chirurgici oppure in famiglia, nell'entourage formato dal parentame, possano purtroppo subire qualche lutto. Ehm, Possiamo dire anche che devono fare attenzione comunque crescendo a non incappare in forme autoindotte di lievi depressioni o comunque scoraggiamenti troppo intensi, devono comunque contrastare un pochino questa,
propensione e attenzione infine ai rischi di cadere e farsi male magari alle braccia o qualche piccola problematica alle vie respiratorie. Detto comunque questo, sono sicuramente molto validi, è possibile comunque che il loro matrimonio non sia, diciamo, solidissimo e che possano sperimentare o una separazione o comunque dispute, questioni e liti anche molto accesi, possibilmente anche con i parenti del ramo familiare del partner. Bene, un altro aspetto, scusate, poi concludo perché sembra un bollettino di guerra, ma in realtà è per avvisare che comunque possono capitare di queste circostanze, dunque anche il fatto di essere magari calunniati. Questa è una cosa un po' spiacevole, però dovranno dunque fare attenzione alle persone di cui si fidano e magari di non far parlare di sé troppo. Per il resto comunque sono persone veramente molto serie, affidabili, valide, a volte troppo rigide nelle loro idee, a volte si lanciano credendo ciecamente nelle loro idee, ma anche in senso positivo, dunque sono persone che sicuramente eh, amano la famiglia, i valori tradizionali, ma anche lanciarsi in cose e avventure sempre però con i piedi per terra. Grazie a tutti per avermi ascoltato fino a qui, vi ricordo che domani sempre alla stessa ora vedremo i nati del 12 marzo, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie sempre e a presto dalla vostra Hilde.